Ieri mi è avanzata un po' di pasta frolla che ho fatto in rustico. Oggi vi voglio fare una pastiera moderna, una pastiera senza canditi, fatta a modo mia, ambres, via di carta e penna e un gelo, mi dà preso a me. Cominciamo con mezzo chilo di grano, quello là per pastiera nei barattoli, 50 grammi di burro e un bicchierino di latte. E fate cuocere una decina di minuti finché non si squaglia il burro e il latte e diventa bello tutto amalgamato. Mezzo chilo di ricotta, 6 tuorli d'uovo e il bianco dell'uovo, 200 grammi di zucchero, mezzo chilo di ricotta, 200 grammi di latte condensato, una bustina di vanillina, un arancio e un limone. Per prima cosa vado a montare gli albumi a neve. Allora, il bianco dell'uovo l'ho montato e lo tengo da parte. Nel frattempo, guardate, ho sciolto anche il grano, il burro e il latte. Questo qua lo fate raffreddare e lo tenete da parte. Mo' andiamo a fare una miscela francesca. I tuorli dell'uovo e 200 grammi di zucchero. E andiamo a fare una bella cremina. Nel frattempo ho preso il mixer e vado a prelevare a scorzette di un limone non trattato oppure biologico e a scorzo virtuale dell'arancio, ok? Tutta l'arancia e tutto il limone, solo il scorzo, non mettete niente di più. E adesso noi le frulliamo. Mamma mia, volesse fare sentire il profumo di sta arancia e sti limone, qualche cosa di scioccante. Mo prendo il grano che avevo sciolto con il burro e il latte e lo inserisco nel mixer, poi e mi vado a fare una bella frullata. Poi prendo tutto il mesca francesca che avevo frullato e lo vado a buttare in una bolla più grande che adesso ci servirà un po' di spazio. Adesso prendo le 2 ricottine, ecco qua, e le metto nel mixer, ok? E le vado a frullare. Ecco qua, tutto è stato compiuto, le ricottine sono state frullate. Adesso aggiungo il latte condensato, il rosso dell'uovo, i tuorli che avevo montato con lo zucchero, ecco qua, e vado a fare una bella girata, guardate, a miscare tanto bella. Questa è una fialetta di acqua mille fiori, guardate, è preziosa, mettete in gelo perché ci può, è l'essenza magica per la pastiera. Guardate, sono poche gocce, ma sono quelli là che danno sapore a tutto coso. Ecco qua, e uno. Adesso uniamo la vanillina e il bianco dell'uovo. Ecco qua. E adesso giriamo tutto piano piano per non far smontare il bianco dell'uovo. Piano piano, così, in senso orario, e ammiscate tutti gli ingredienti e mo assaggiatela. Se va bene di zucchero, perché se per voi manca di zucchero ci potete aggiungere anche qualche altro cucchiaio. Io ho aggiunto altri 2 cucchiai perché a me mi piace zuccheroso, i su zuccarelli che già fa, no?
Ho steso la pasta frolla, vedete, nel ruoto della pastiera. Questo è 30 cm di diametro. Ora vado a pigliare un litro, guardate, tutto il misca Francesca che ho preparato, e lo vado a rovagare dentro al ruoto. Ecco qua, così. Quando la signora basta non pepe. Ora vado a mettere le strisce sopra. In realtà se ne mettono 7, ma lo sta scritto. I 7 giorni della passione. Questo è più affiniente. Aspettate, ma facciamo le cose belle sistemate. Yeah, e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7. Ecco qua, e voilà, c'est fini. Aspettate, eccola qua. Ora metti dentro forno a 170 gradi per 40 minuti. Andatela a dare un occhio ogni tanto, buttateci un occhio. Eccola qua ragazzi, è pronta la nostra pastiera. Ora ci mettiamo un po' di zucchero a velo. Questa qua deve riposare almeno 8 ore a temperatura ambiente e poi la potete mangiare, perché se no calda non è che te lo stesso sapore, sa da accorpare tutti i sapori insieme. Stanno aspettare 8-9 ore, anche 12 ore, ma si va mangiata rimane ancora meglio. Perciò oggi non dico assaggiamo, questa qua ce la mangiamo questa sera come dolcetto dopo cena. Questa pastiera ce la voglio dedicare a quella signora che ieri mi ha salvato quasi la vita, perché ieri, tornando dal mare, ha schiappato un temporale estivo. Ci siamo riusciti a riparare sotto un ponte con mio marito con lo scooter, però io non riuscivo a scendere perché c'era proprio la striscia bianca, le macchine mi sfrecciavano da questo lato e io non riuscivo a scendere. Una signora, forse un angelo, non lo so, mi ha tirato per il braccio, mi ha scesa coppa motorino e mi ha abbracciata e mi ha tenuta vicino a lei fino a che il temporale non è finito. Un temporale, ragazzi, inaspettato, ma ieri è stata una cosa scioccante. Ma giù mi se ne ha paura, di tu momora. Ma voglio mandare un bacio a quella signora che usava sta, è stata il mio angelo. Un bacione grande grande, signora, dovunque voi state. Vi aspetto in pizzeria, magari chissà può darsi che vedete questo video e vi ricordate di me. E mo' buona giornata a tutti quanti.